Bilancio positivo dell'edizione 2018 del Blue Sea Land, una manifestazione che si è svolta a Mazara del Vallo dal 4 al 7 ottobre e che è servita a promuovere lo sviluppo della green, della blue e della bioeconomy, della circular economy nelle filiere produttive attraverso le buone prassi, rigenerazione delle risorse naturali terrestri e marine. L'evento è anche servito a promuovere i distretti ittico-alimentari, laboratori di eccellenza che rappresentano l'economia reale dei territori e un modello virtuoso di fare sistema. Tanti gli incontri che hanno visto la partecipazione di rappresentanti di paesi stranieri dibattere e confrontarsi sulle tematiche comuni della pesca e approfondire anche le possibilità del FEAMP 2014-2020 e delle risorse che mette a disposizione nel settore ittico, contribuendo alla realizzazione della strategia Europa 2020 nell'attuazione di una politica comune della pesca. Un appuntamento importante è stato quello sulle certificazioni di qualità e di sostenibilità ambientali nelle filiere internazionali. Assessore Di Bandiera presente a Blue Sea Land per illustrare le tante iniziative che state facendo, qui un ampio dibattito anche relativamente al FEAMP 2014-2020, insomma tante cose, tante carne al fuoco, se ci può fare un po' una panoramica del settore. Sì, intanto un momento di particolare soddisfazione poter star vicini a Blue Sea Land quest'anno, perché è un'occasione straordinaria, ci consente di riappropriarci della nostra storia ponendo la Sicilia al centro del Mediterraneo, come non parlare di 46.000 chilometri di coste, di 27 paesi che si affacciano sul Mediterraneo e la necessità di creare un clima di collaborazione e cooperazione che da un lato deve garantire la pace e la fruibilità del Mediterraneo, accanto a questo deve garantire alle nostre aziende di poter pescare in sicurezza e tranquillità e anche per chi si vuole cimentare con quest'opera di internazionalizzare il proprio operato. Quindi una 4 giorni importanti, peraltro questa mattina abbiamo avuto anche il piacere di ospitare qui la conferenza Stato-Regioni della Commissione Politiche Agricole congiuntamente a quelle attività produttive ed è successo un fatto che certamente è epocale, cioè che in questa sede oggi si è approvato il documento che tutte le regioni trasmettono al Ministro della Repubblica dell'Agricoltura sul tema della riforma della nuova politica agricola comunitaria, quindi è qui che si è scritta la parola fine, si è definito in maniera totale il documento sulla nuova PAC dalla quale ci aspettiamo molto perché alla base non può che esserci la programmazione, quindi motivi anche di grande orgoglio e poi sì, tutta una serie di momenti di confronto, di ascolto, di dibattito, di poter divulgare le iniziative concrete poste in essere dall'assessorato. Avete avuto modo di seguire un dibattito fino adesso, avete visto come i rappresentanti importanti, maggiori del mondo delle produzioni, in questo caso dell'olio e del vino, hanno manifestato il loro apprezzamento su ciò che abbiamo fatto in termini di velocizzazione del pagamento delle pratiche di AGEA, con il ripristino della task force in assessorato, impegno che avevamo assunto, accanto a questo le certificazioni che hanno accorciato i loro tempi per i produttori, quindi siamo passati da 20 giorni che era il tempo massimo per poter certificare, siamo arrivati a 14 giorni, abbiamo assunto un impegno di arrivare a 10 giorni con un istituto del vino e dell'olio che abbiamo voluto salvare attraverso un'opera finanziaria importante che il governo regionale ha posto in essere nell'ultima legge finanziaria. Continuiamo a parlare di ciò che abbiamo fatto a proposito del FEAMP, quindi le misure in campo per consentire alle nostre imprese di pesca di innovare le proprie barche, di innovare i propri attrezzi, di potersi cimentare anche sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti per quanto riguarda proprio anche i pescatori direttamente e accanto a questo le misure importanti per l'acquacoltura. Vi cito un dato: in Italia importiamo 4 miliardi di euro di pesce da acquacoltura, in buona misura si tratta di pangasio dal Vietnam che lo producono lì, ce lo vengono a vendere qui e la Sicilia fatturava soltanto 12 milioni di euro di pesce d'acquacoltura, quindi stiamo spingendo, mettendo in campo circa 40 milioni di euro di FEAMP sull'acquacoltura. Accanto a questo abbiamo messo in moto un sistema di ricerca che sia a servizio delle imprese e delle start-up innovative che vogliono fare agricoltura anche nelle aree interne della Sicilia per poter incrementare il reddito dell'agricoltore e consentirgli di stare sul mercato, quindi un grande cantiere aperto, tantissime iniziative, come non parlare di quello che stiamo facendo sul PSR dove ogni giorno abbiamo messo in campo un bando nuovo, una graduatoria per far sì che finalmente si possano superare i ritardi atavici e far arrivare finalmente le risorse in mano agli agricoltori. È chiaro che
viviamo in un contesto dove ereditiamo una crisi dell'agricoltura e della pesca che è pluridecennale, che è strutturale, poi è bello, lasciatemelo dire con sentimenti di orgoglio e soddisfazione, poter citare dati concreti di ciò che questo governo ha realizzato in quasi 10 mesi e trovare le aziende, i produttori in forma singola e associata che comunque confermano che vedono che il settore si muove, che i settori sono attenzionati e si fanno passi avanti, che qualche risorsa in più comincia ad arrivare alle aziende, soprattutto quelle che con grande coraggio e determinazione hanno capito che la sfida è l'innovazione, bisogna innovare, bisogna presentarsi in maniera adeguata nei mercati globali, nei mercati che contano, per poterci affermare attraverso lo straordinario Made in Sicily, sul quale continuiamo a lavorare e con la difesa attraverso i controlli e con la promozione attraverso appunto un utilizzo corretto e ottimale dei fondi comunitari. E su questo lasciatemi dire con sentimenti di grande orgoglio che a proposito di spesa del PSR, il piano di sviluppo rurale, 2,2 miliardi di programmazione comunitaria, la Sicilia oggi è tra le regioni che ha, fra le regioni italiane che ha più speso il proprio PSR in termini di cifre già erogate alle aziende, e per quanto riguarda l'anno 2018, perché noi abbiamo obiettivi annuali, già a giugno avevamo raggiunto gli obiettivi di spesa per l'anno 2018 con un più 40 milioni rispetto all'obiettivo minimo che l'Unione Europea ci sottopone in maniera obbligatoria pena la revoca del finanziamento. Quindi un grande cantiere aperto, ritengo di poter dire tanti risultati concreti già messi a segno e raggiunti. È un percorso lungo, a tratti in salita, ma non ci manca né l'energia, né la passione, né l'amore per la nostra terra per compierlo. Abbiamo visto dei cooking show con l'abbinamento della terra, del mare, cioè del pesce con prodotti dell'agricoltura, una nuova frontiera su cui si potrà sicuramente le aziende si potranno sbizzarrire, cui anche il POFEAMP ha a disposizione delle risorse. Si è parlato anche, abbiamo visto un altro tema emergente, quello della pulizia dei mari, del rifiuto della plastica, insomma tante novità. Sì, tantissime novità e poi sì, una nuova politica che riguarda il settore. Ereditiamo un fatto che in maniera burocratica si era messo da una parte la pesca e da una parte l'agricoltura, da una parte i prodotti ittici e da una parte i prodotti agricoli, quando insieme diventano un connubio straordinario. Basti pensare in maniera semplicistica il tonno con l'olio d'oliva, allora qualità eccelsa, qualità messa assieme, la giusta promozione, lo scoprire nuove formule sta dando risultati straordinari, il mondo produttivo si avvicina a questo tema e quindi anche sul cibo, la vendita diretta in strada, la preparazione dei pasti, la vendita diretta da parte degli agricoltori. L'altro giorno l'Assemblea regionale ha approvato una norma in tal senso, consente di realizzare quello che è l'obiettivo supremo per noi: creare valore aggiunto alle nostre produzioni. Partivamo da un'agricoltura e da una pesca che era la mera produzione di materia prima e basta, che andava nei mercati in balia di commercianti o avventori o quant'altro. Oggi la sfida è valorizzare, qualificare anche dal punto di vista economico, soprattutto dal punto di vista economico oltre che qualitativo, le nostre produzioni attraverso marchio o attraverso queste formule che stiamo mettendo in campo. Così i prodotti avranno un prezzo maggiore, gli agricoltori vedranno anche attraverso meccanismi di vendita diretta, agricoltori e pescatori vedranno remunerato sempre di più e meglio il frutto del proprio lavoro e del proprio operato, potranno stare sul mercato, ci potranno stare, speriamo, comodamente, potranno investire, potranno vedere crescere le loro aziende e con essa l'occupazione e il benessere sociale. Un interessante convegno, un interessante dibattito si è svolto oggi qui al Blue Sea Land, abbiamo visto anche presente l'assessore. Ecco, si è parlato di qualità, di sostenibilità, di tracciabilità, di pagamenti, insomma qual è anche il ruolo dell'IRVO in questo insieme? L'Istituto regionale Vino e Olio, che mi onoro di dirigere, ha un ruolo fondamentale e credo quasi unico nella platea nazionale degli enti certificatori. Noi certifichiamo le produzioni di qualità sia del vino che dell'olio, certifichiamo 23 DOC siciliane nel campo del vino, certifichiamo invece una DOP e un IGP nel campo dell'olio. Pertanto il ruolo di cui si è discusso oggi è di fare il punto della situazione, qual è il mondo della tracciabilità e che ruolo hanno l'Istituto, ma non solo, nella valorizzazione delle produzioni di qualità quali quelli del vino e dell'olio. Io penso che abbiamo fatto un ottimo punto della situazione, questa sinergia fra mondo imprenditoriale e pubblico, e abbiamo avuto anche l'impegno dell'assessore di valorizzare questo binomio e questi interscambi. Il prossimo appuntamento sarà quello all'Istituto regionale del vino e dell'olio, dove faremo un incontro per fare il punto della situazione tra
tra i tecnici, tra gli operatori del mondo dell'olio, per prospettare successivamente quali sono le prossime iniziative dell'istituto e anche dell'assessorato. Questo abbinamento vino, pesce, terra nuovo che abbiamo visto poco fa anche ai cookie show. Guardi, questo senza dubbio, perché dire terra-mare è un binomio fondamentale, dalle produzioni marine alla produzione agroalimentari. La Sicilia è ricca sia dell'uno che dell'altro, la valorizzazione del pesce si stanno avendo in specie che prima erano dimenticate, nel mondo del vino e dell'olio si sta riscoprendo delle varietà che sono state dimenticate per lungo tempo e che stanno per essere rilanciate sul mercato. Abbiamo voluto parlare di certificazioni nel campo dei prodotti agroalimentari. E quando parliamo di prodotti ittici ormai diciamo da anni sono assimilati ai prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda il prodotto ittico, sia esso diciamo, allevato o pescato, viene assimilato, l'impresa ittica viene assimilata all'attività agricola. Quindi in un unico intervento abbiamo voluto parlare di certificazioni, cioè di quegli elementi di evidenza, in qualche caso di trasparenza, o comunque di quegli interventi che servono a valorizzare alcuni aspetti legati al prodotto, sia esse di natura materiale, perché sono quelle che riguardano le proprietà intrinseche del prodotto e quindi alludo a quelle che sono le caratteristiche fisico-chimiche di un prodotto, quelle organolettiche sono misurabili, ma anche le proprietà immateriali, quando parliamo ad esempio di prodotti a denominazione d'origine piuttosto che di prodotti che hanno una valenza diciamo storico, tradizionale, culturale, non sempre misurabile, ma che ha una grande valenza in termini diciamo così, di mercato, o può avere una grande valenza di mercato se queste diciamo, caratteristiche vengono divulgate nei modi opportuni e se come dire, vengono percepite dal consumatore a cui ci si rivolge come elementi tali da poter far decidere un acquisto. Ecco, pensate di raggiungere obiettivi fattivi anche per lo sviluppo dell'impresa? Diciamo di sì, noi operiamo in un campo che è quello delle produzioni ittiche in particolare, che negli ultimi tempi anche per i prodotti a marchio, quelli più conosciuti ad esempio riguardanti il tonno piuttosto che lo sgombro, ha delle certificazioni cosiddette di sostenibilità ambientale, per cui sentiamo parlare di Friends of the Sea, sentiamo parlare di MSC, di sistemi che vanno a certificare la sostenibilità del modo col quale sono stati prodotti, come se sono state catturate con le modalità sostenibili, se questa sostenibilità è tale da poter essere presa dal consumatore come dire, elemento di scelta di acquisto. Poi c'è un sistema importante che la Regione Sicilia e quindi l'assessorato sta portando avanti, che è il cosiddetto sistema QS, cioè qualità sicura, garantita dalla Regione Sicilia. È un regolamento europeo che lo consente e che vede la Sicilia mettere nel settore della pesca, quindi il dipartimento che qui rappresento in questo momento della pesca, identificare 6-7 filiere, direi 7 filiere per tirare fuori quelle che sono le caratteristiche spendibili e che possono avere una valenza in termini commerciali. Questi settori riguardano il prodotto pescato, il prodotto della piccola pesca, riguarda il prodotto dei piccoli e dei grandi pelagici, riguarda il prodotto ottenuto con sistemi che diciamo, possono essere compatibili con una sostenibilità ambientale che è anche quello dello strascico stesso oppure del palangaro, quindi con sistemi di pesca e per specie tali da poter essere considerate diciamo, specie catturate in maniera sostenibile. E poi quello dell'acquacoltura, dove la sostenibilità è rappresentata intanto dall'impatto che questi sistemi produttivi hanno sull'ambiente e dalla qualità del prodotto stesso e dei mezzi produttivi utilizzati per ottenerlo. Si punta molto sull'acquacoltura da quello che sta venendo fuori, ho visto. Sì, direi che è un obiettivo conseguenziale a che cosa? A una politica comune, alla politica comune legata al settore che investe, l'Unione Europea investe molto su quello che è un settore che ci vede complessivamente deficitari, cioè importatori, non dico netti, ma forti importatori di prodotti allevati. A fronte di questo l'Unione Europea mette in campo degli strumenti finanziari anche, e quindi dei strumenti normativi sostenuti ovviamente da strumenti finanziari, per sviluppare un'acquacoltura nuova. Nei prossimi giorni ad esempio avremo un intervento che è quello della cosiddetta acquacoltura 2.0, cos'è? È un sistema che ovviamente tiene conto di quello che è l'impatto dei reflui derivanti da questi sistemi di allevamento, tiene conto di come alleviamo, tiene conto della mangimistica, di come li alimentiamo, tiene conto della qualità del prodotto.
Tutto ciò rappresenta la nuova acquacoltura, è un'acquacoltura sulla quale sta investendo anche la Sicilia con due bandi, con due bandi rivolti alle aziende ma anche con bandi rivolti all'innovazione, e questo speriamo molto consentirà di sviluppare appunto questa nuova acquacoltura, di cui c'è molto bisogno, perché un conto è il pescato, quindi nessuno va contro il pescato ha un suo mercato, ha una sua, un suo target, c'è bisogno di proteine animali provenienti dai prodotti ittici, le importiamo, quindi diminuire l'importazione significa implementare una produzione locale che sia però differente rispetto a quella che è la produzione proveniente dalla stessa area geografica, che è ottenuta con un uso di mezzi tecnici meno costosi. Quindi alludo all'acquacoltura proveniente dai paesi del Nord Africa, a quella della stessa Grecia e Turchia, quindi noi dobbiamo differenziarci sul piano della qualità. Se questo riusciamo ad ottenerlo, possiamo anche dire che abbiamo un prodotto diverso e che vorremmo venderlo a un maggior prezzo. Nell'area istituzionale allestita in Piazza della Repubblica del Blue Sea Land, un interessante convegno relativo alle misure previste nel FEAMP Innovazione, con la presentazione dei progetti già finanziati e le proposte progettuali innovative per la pesca, l'acquacoltura e la lavorazione ittica. Un interessante convegno oggi che parla di FEAMP Innovazione. Di cosa si tratta? Sì, si tratta di far conoscere, mettere sul piatto l'opportunità che il FEAMP, questo nuovo fondo strutturale che ha in programma tra il 2014 e il 2020, l'opportunità sia per il mondo della pesca che per il suo indotto, quindi acquacoltura, trasformazione e quant'altro. È un'opportunità che diversifica, perché non guarda solo al pescatore o al trasformatore o all'impresa, ma guarda anche a tutte quelle attività di diversificazione, a tutte quelle opportunità che consentono a monte di superare determinate strozzature, e quindi guarda soprattutto all'innovazione. Ci sono parecchie opportunità all'interno del programma per innovare veramente, seriamente, in maniera consistente i comparti della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione. E oggi abbiamo voluto, con questo incontro, in questo workshop, proprio incontrarci, dimostrare quali sono gli aspetti innovativi che i vari portatori di interesse stanno affrontando, e ci siamo accorti che in realtà non sono distaccate, stanno tutti sullo stesso piano, sono uno complementare all'altro, e che alla fine porteranno sicuramente a dare risposte certe, sicure, all'impresa peschereccia, all'impresa acquacoltura, all'impresa trasformatrice. L'idea che sicuramente è fondamentale, adesso in questo momento la stanno enunciando, è quella di guardare alla salubrità del pescato e alla conservazione delle caratteristiche organolettiche del pescato, a partire già dal momento in cui questo arriva a paiolo, arriva sul peschereccio, e da lì seguirlo man mano in tutti i passaggi sino alla trasformazione del prodotto e alla presentazione sul banco del pesce addirittura. Si è tanto discusso di mare pulito e di sostenibilità ambientale, di Blue Economic Zone e dell'intuito di Giovanni Tumbiolo, tra le tante testimonianze quella del sindaco di Lampedusa Martello, di Franco Andaloro, direttore del centro interdipartimentale siciliano ed esperto del settore. Al Blue Sea Land, qui nel padiglione Distretto Pesca, abbiamo come ospite il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Non poteva mancare a questa presenza. Qui si parla di pesce, di consumo, di agroalimentare. Ecco, è importante, lei è intervenuto in un convegno sul problema della plastica a mare, un problema che da qualche po' di tempo sta venendo, su in maniera notevole. Sì, sono intervenuto per dire quali sono le ragioni che mi hanno spinto ad adottare un'ordinanza sulla vendita della plastica monouso. Lampedusa e Linosa non hanno industrie, e l'unica industria che abbiamo è il mare. Il mare va bene sia per il turismo sia per la pesca. Se noi non siamo nelle condizioni di proteggere l'unica industria che abbiamo, cercando di salvaguardare gli interessi del mare, e allora significa che abbiamo fallito nel nostro intento.
Ed ecco l'idea di adottare questa ordinanza, che la stiamo rispettando perché già siamo passati a prodotti monouso, biodegradabili, e quindi vogliamo dare un segnale chiaro sia alla pesca, ma sia anche al turismo, ma anche alla politica, perché il Mediterraneo ormai è talmente saturo che se non si elabora un progetto unico da parte dell'Unione Europea che coinvolge le due sponde del Mediterraneo, mi riferisco all'Italia ma anche i paesi rivieraschi del Mediterraneo della parte africana, e allora il mare sarà costretto a morire e noi non vogliamo che questo avvieni. Ma questa iniziativa come è stata recepita dagli abitanti di Lampedusa e anche dai tanti turisti che la affollano nel periodo estivo? È stata recepita molto bene, anche perché è stata concordata con tutti i supermercati e con tutti i grossisti nel non acquistare più plastica monouso non biodegradabile, e quindi già di fatti noi stiamo operando ora con tutti i prodotti biodegradabili. Ma il progetto è ancora più grande, nel senso che stiamo coinvolgendo il consorzio della plastica, perché abbiamo l'acqua potabile nelle bottiglie di plastica, che li vogliamo raccogliere creando delle zone praticamente dove tutti vanno a deporre le bottiglie lì dentro, e dove agiremo diminuendo anche il costo della spazzatura. Ma la cosa importante è che dopo questa mia iniziativa anche l'assessorato regionale alla pesca si è mosso, abbiamo fatto il convegno con la commissione regionale alla pesca, ed è venuto fuori che anche i pescatori parteciperanno a questo progetto sulla raccolta della plastica a mare. Quindi è un progetto di largo respiro, dove gli spazzini, diciamo, del mare dovranno diventare i pescatori, che potrebbero utilizzare anche il periodo del fermo biologico per essere retribuiti e nello stesso tempo pulire il mare Mediterraneo. Qui si celebra un intuito di Giovanni Tumbiolo, in realtà il padre del COSMOP e del Blue Sea Land, che ha voluto lanciare la Blue Economic Zone come una zona blu del mare che possa essere cogestita dagli stati per creare economia vera nel rispetto dell'ambiente, perché il Mediterraneo è davvero un mare sotto minaccia. Le minacce sono naturali, sono i cambiamenti climatici, le specie aliene, le plastiche di cui si è molto parlato, la pesca illegale, il bracconaggio che tengono in ostaggio le risorse ittiche, veleni, contaminanti, il traffico marittimo e 1000 altri pericoli. Un mare che non appartiene a nessuno, come oggi una grande parte del Mediterraneo, le acque internazionali, è un mare che non può difendersi. È giusto che gli Stati sviluppino politiche condivise per poter riuscire a proteggere questo mare e farne opportunità di ricchezza. Non dimentichiamo che è un mare antico, un mare importante, un mare che è stato culla di civiltà e oggi deve permanere un mare di benessere e di ricchezza e non un mare di minaccia. C'è una sensibilità per combattere l'uso delle plastiche. Ultimamente si è preso parecchio coscienza di questo, visto nel dibattito c'è anche il sindaco di Lampedusa che in un certo senso ha anche vietato l'uso delle plastiche all'isola di Lampedusa. Questo è un passaggio importante, è un passaggio forte, siamo riconoscenti a Totò Martello nell'aver iniziato un percorso serio di eliminazione delle plastiche. Non dimentichiamo, il modo per sottrarci da questa minaccia è legato a 3 fattori: produrne meno, toglierne di più, riusarle e riciclarle, farne ricchezza anziché problema. Oggi le plastiche purtroppo vivono nella sensibilità della gente solo d'estate, quando i bagnanti si imbattono nei rifiuti nelle spiagge. Le plastiche sono sempre presenti, è un problema realmente importante, è un problema che rischia però di diventare l'unico. Ci sono altri 1000 problemi che vanno affrontati. Quello delle plastiche come problema globale è all'attenzione del mondo oggi.
però ricordiamoci anche piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi. Il consumare un piatto di plastica in meno e lavare un bicchiere di vetro in più è un percorso solido e concreto per evitare di essere sommersi da questa minaccia. Giovanni era riuscito a far diventare Mazara del Vallo la capitale morale di un Mediterraneo fatto da tanti stati, spesso litigioso, che sul mare si sono combattute anche conflittualità. Mazara e la sua flotta ha avuto non pochi problemi nel dover difendere per un pezzo di mare la possibilità di utilizzare il mare di tutti, il Mare Nostrum, come mare appunto da cui far dipendere l'economia di questo territorio. E quindi da questo punto di vista anche la intuizione della Blue Economy come l'economia dell'acqua, un'economia che riguarda sia le attività di pesca ma la valorizzazione delle città sull'acqua, la valorizzazione della cooperazione, l'incontro tra le religioni, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, la civiltà, la cultura e l'economia del futuro. In un tempo nel quale in tanti chiedono di mettere muri e di aprire a fili spinati, io credo che l'intuizione di Giovanni Tumbiolo sia persino antesignana di una prospettiva sulla quale bisognerà lavorare ancora tanto per farla entrare nel cuore e nella testa delle persone. Sviluppo costiero e turismo azzurro, diversificazione dell'attività di pesca e presentazione dei programmi di sviluppo costiero, dei flag, è stato uno degli argomenti dibattuti dai rappresentanti del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Parliamo di turismo azzurro e di pesca, non cominciamo solo oggi, ma questo è l'ennesimo appuntamento che mette al centro le possibilità di diversificazione dell'attività di pesca, della pesca artigianale. Vogliamo mettere in campo una serie di servizi e di opportunità che sono tra l'altro sostenuti finanziariamente dal FEAMP, dai fondi strutturali del 2014-2020, che vanno in soccorso del pescatore, della piccola pesca costiera siciliana che è la più numerosa. Cosa consentiamo? Cosa vogliamo? Vogliamo sostenere il pescatore nell'attività di diversificazione, attività di pescaturismo, ettiturismo, home restaurant. E quest'anno abbiamo anche la possibilità dell'attività pedagogica. I pescatori che rimanendo in area hanno l'opportunità di informare, formare, educare le nuove classi scolastiche, quindi partendo dalle primarie diamo loro l'opportunità di conoscenza dell'ambiente marino sia sopra che sotto il mare e quindi abbinare il ragionamento della conoscenza dei fondali con il tipo di pesce, stagionalità e quindi fare uno storytelling, nuove opportunità assistite dai fondi del fondo europeo, quindi questa è una grande cosa e in realtà abbiamo tutta una serie di bandi in itinere, aspettiamo i pescatori e gli addetti ai lavori che presentano i progetti. Quanto è la dotazione finanziaria? Ma siamo attorno ai 2,5 milioni, quindi ci sono delle buone risorse e aspettiamo le domande. Quindi dalla rottamazione dei pescherecci di cui si parlava prima, ora si parla invece a incrementarli? Adesso parliamo di opportunità, rottamazione è un termine che non usiamo più, siamo accanto a loro nell'accompagnarle per nuove avventure, nuovi viaggi, in modo da farli rimanere in area sia loro che i loro figli, ricostituendo la catena generazionale. L'assessore regionale alle attività produttive, onorevole Girolamo Turano, è anche intervenuto al dibattito sulle tematiche relative al cluster tecnologico nazionale, dove si è discusso della crescita del capitale umano per l'economia del mare. Il cluster non gestisce finanziamenti ed è così, e io peggio mi sento, il cluster detta le regole sugli investimenti da fare sulla politica del mare. Ora, non mi conforta che c'è soltanto il distretto della pesca come rappresentante siciliano, noi dobbiamo condividere un'azione e la dobbiamo condividere perché è bene che lo si dica, il cluster è portatori di interessi generali ed astratti, nessuno meglio della regione assolve a questo ruolo, quindi mentre venivamo qua, invitato il Presidente, il Vicepresidente, il Professor Annaloro e tutti quelli che si vogliono fermare a fare, subito dopo questo importante dibattito, un momento di riflessione. Noi siamo perché possiamo condividere delle scelte
ma siamo pure per evitare che qualcuno imponga delle scelte. E sulla politica del mare, sulla politica della valorizzazione dei prodotti connessi e collegati al mare, passa un pezzo di crescita della regione siciliana, una crescita molto importante. Si è parlato ora di cluster, lei è stato molto chiaro, il cluster va bene, le risorse si condividono, ma le scelte non bisogna averle imposte, quindi un ruolo maggiore della Regione, anche lei come massimo esponente delle attività produttive. La Regione cerca di capire quali sono i meccanismi di sviluppo e di crescita delle politiche attive del mare e delle politiche connesse e collegate alla lavorazione dei prodotti del mare e della terra. È chiaro che queste regole noi le vogliamo condividere, non ce le facciamo imporre da nessuno e io credo che il Presidente del cluster ha capito bene. C'è una ragione per la quale l'unico rappresentante è il distretto produttivo della pesca di Mazara del Vallo e non altri. Noi siamo fieri, e lo diciamo perché siamo a Bluesealand, che il distretto sia partner, non ci basta che sia solo il distretto, ne vogliamo 1, 2, 10, 20, tutti quelli che vogliono. Quindi mi siederò con il Presidente e diremo quali saranno le nuove regole di ingaggio per scrivere un programma così importante che riguarda lo sviluppo della Sicilia. Quanto è importante anche momenti come questi per far crescere le attività produttive? Si chiedeva non rottamazione dei pescherecci, ma anzi i giovani che vanno via dal mondo della pesca, farli ritornare. Beh, non sarà facile, io sono sincero e leale con tutti, a smontare un sistema ci vogliono 5 minuti, a ricostruirlo ci vogliono 10 anni. Nella pesca si sono commessi degli errori e tutti pensavano che forse avevamo trovato il modo per vivere serenamente, chiaramente non è così. Però è pur vero che nel mare ancora noi rimaniamo predatori e invece nella terra siamo diventati coltivatori, quindi dobbiamo capire quali sono le nuove linee che neppure Bruxelles ci può imporre e il cluster sarà lo strumento per riscrivere alcune regole. Cos'è intanto il cluster e come viene concepito? Allora, il cluster è sostanzialmente un'associazione, quindi è un insieme di soggetti, università, imprese, distretti territoriali, associazioni che condividono tutte l'interesse per la ricerca e l'innovazione nell'ambito del mare, dell'economia marina, dalla pesca alle infrastrutture offshore, alle energie rinnovabili dal mare, alle biotecnologie blu, alla cantieristica. L'ambito è il mare in tutta la sua completezza. Il focus è ricerca e innovazione, ma non fine a se stessa, ma per cercare di creare sviluppo e per cercare di migliorare la competitività del Paese e delle regioni. Quindi concepire innovazione a questo fine. Come nasce? Nasce fondamentalmente da un'iniziativa del Ministero della Ricerca Scientifica, del MIUR, dell'Università, che ha partorito un piano nazionale di ricerca e innovazione che è diviso in 12 aree, che sono considerate le aree più importanti su cui l'Italia si dovrebbe specializzare per quanto riguarda ricerca e innovazione. Una di queste si chiama Blue Growth, la crescita blu, quindi innovazione a servizio della crescita che nasce dal mare. Il FEAMP in questo senso vi aiuta? Sicuramente, sono tutte iniziative utili, sono tutte iniziative sinergiche e proprio il compito del cluster dovrebbe essere e sarà quello di mettere a sistema un pochino i fondi, le competenze, le idee, soprattutto le idee, e cercare di fare una vera comunità di tecnologi, ricercatori e innovatori del mare che restituiscono al territorio e alla nazione quello che hanno imparato nei diversi settori lavorandoci, da ricercatori, da imprenditori, da manager nell'industria. Sono intervenuto perché sono tra coloro che hanno partecipato alla costruzione della presenza siciliana. Sono molto legato a Dario perché viene da una famiglia per bene, Dario Cartabellotta, il papà era medico condotto, eravamo amici di famiglia e grazie a lui tra l'altro dobbiamo il fatto che i vini siciliani finalmente hanno un marchio di origine sono vendibili, sono su tutti i mercati internazionali.
La Sicilia deve essere riconoscente a Dario Cartabellotta e io gli ho dato una mano anche nel cluster della pesca e della crescita blu. Il 70% del pesce che noi mangiamo lo importiamo dall'esterno, l'Italia. Ma dove siamo arrivati? Dobbiamo rilanciare la pesca e l'agricoltura. I ragazzi abbandonano l'agricoltura, non capiscono, oggi si tratta di fare l'imprenditore agricolo, ci sono macchinari, non c'è più la fatica del vecchio contadino, così del pescatore. Dobbiamo rilanciare questi lavori, le nuove tecnologie, i nuovi lavori che si aprono al mare, che si aprono all'agricoltura. Ecco perché siamo anche legati alla SICA, che è l'organismo che presiede l'industria conserviera alimentare e zootecnica della pesca. All'interno degli spazi istituzionali del Blue Sea Land, un viaggio tra terra e mare di Sicilia condotto dallo chef Peppe Giuffrè, che in collaborazione con alcuni istituti alberghieri della Sicilia hanno anche preparato pietanze abbinando i prodotti di terra e del mare di Sicilia, con show cooking e storytelling con le imprese ittiche, piatti preparati con il prezioso gambero rosso di Mazara e col tonno rosso come la tartare, un'esperienza esaltante per i tanti che hanno potuto così gustare le prelibatezze culinarie preparate dai maestri cuochi. Al Blue Sea Land, per la promozione del pesce e del gambero, siamo qui con Peppe Giuffrè. Ecco, Peppe Giuffrè, state facendo delle degustazioni con tante scuole alberghiere, diciamo, se un po' ci illustri quello che state facendo. Intanto è una forte emozione perché vedere questi ragazzi all'opera assieme agli insegnanti è qualcosa di straordinario, qualcosa che non tutti i giorni riusciamo. Poi 3 scuole alberghiere provenienti da 3 parti della Sicilia, quindi Taormina, Marsala ed Alia. È come se stessimo sfruttando tutte e 3 valli, Val Demone, Val di Noto e Val di Mazara, ed è un evento, credo, non dico unico, ma quasi, perché da 7 anni Blue Sea Land si impegna per parlare di Mediterraneo, per parlare di Blue Economy piuttosto che di Bioeconomy. E questi ragazzi penso che stanno respirando quest'aria, che è un'aria non solo salutare, ma un'aria propedeutica per una Sicilia che si propone per gli anni 3000. Questo è un obiettivo del POFEAMP 2014-2020, cui l'iniziativa ricade Blue Sea Land, fortemente voluta dal distretto pesca, al dottore Cartabellotta. Certo, io la telefonata del dottore Cartabellotta credo che sono passati 30 secondi, al 31esimo secondo, anche se io non faccio di queste performance, perché il mio lavoro è ben diverso, ho detto subito sì perché il fondatore di Blue Sea Land ancora porto nel cuore il privilegio di essere stato un suo amico e quindi per me è doveroso partecipare e partecipare con un solo ingrediente, che è quello che si chiama cuore, perché questa persona per 7 anni ha coltivato, ha allevato come questa kermesse come se fosse un figlio e credo che ha lasciato un'eredità molto, molto pesante ma molto importante, perché Blue Sea Land merita proprio tutto questo successo, perché fa il giro del mondo in pochi secondi, grazie a voi, grazie alla stampa, grazie alla comunicazione. Io già stamattina, questa notte, ho avuto tantissimi feedback di gente che ci segue, che mi segue, magari che mi conosce da varie parti del mondo, quindi diciamo viva la Sicilia, viva il territorio, viva Mazara del Vallo. Si continua l'abbinamento, questo viaggio tra terra e mare di Sicilia, addirittura lei proporrà oggi un interessante piatto con i fichi d'India e il gambero, se ce lo descrive gentilmente? Assolutamente sì, allora io ho pensato, ovviamente partiamo subito dal presupposto che io sono di Mazara del Vallo, quindi conosco benissimo il prodotto e quindi nella fattispecie il rosso di Mazara, il gambero rosso di Mazara. Ho pensato a un piatto veloce, fatto ovviamente con una spuma di ricotta e della passata del Belice, messa in sifone con l'azoto e che sarà da base a che cosa? A questo gambero rosso leggermente marinato con zenzero, lime, cannella e liquirizia. Dopodiché porteremo delle mandorle nostre, ovviamente nostre, dell'Agrigentino, un po' anche della nostra zona, dell'olio extravergine oliva di nocellara del Belice DOP e poi per andare a pulire il palato abbiamo pensato pure dei fico d'India, proprio della zona sempre del Belice, quindi Santa Peregrina Belice e Montevago. Il tutto
poi con una nicchia, con un qualcosa di bello, un nettare di teste di gambero rosso, proprio l'unica azienda a livello internazionale che produce questo elisir si chiama Rosso di Mazara, che giustamente mi ha affidato il compito di presentare questo bellissimo elemento. Da dove ha tratto spunto per questa fantasia, questi abbinamenti eterogenei tra loro, mare, terra, insomma olio, un po' di tutto? Fondamentalmente la Trinacria, quindi la nostra Sicilia, ha avuto tutti questi popoli che sono passati, quindi anche il popolo magrebino, che ci ha portato spunto attraverso dei prodotti autoctoni, e quindi io nella fattispecie ho detto bene, mettiamo un po' di prodotti tutti insieme e mettiamolo nella loro naturalezza, quindi senza andare a storpiare qualcosa o andare a modificare qualcosa, quindi vado ad assemblare un piatto addirittura che è compatibile anche per il gluten free, perché c'è la presenza della quinoa. Ora è in atto la degustazione, no? Questo diciamo, è importante. Perché si fa la degustazione? Qual è il risultato che si ottiene? Allora, ovviamente sono delle percentuali, l'atto visivo, quindi fotografico, quindi con l'occhio, come si vuol dire, già hai il 35% di risultato, poi l'olfattivo, poi degustativo, e quindi i commensali e quindi gli avventori vanno a completare quello che è la loro curiosità e il loro palato, che fondamentalmente da lì poi parte quello che è la nostra forma più sana e nel mondo conosciuta della cucina siciliana. Trattate solo il gambero o anche altro pesce povero? Ora si chiama ricco pesce povero, ricco per via degli omega, povero per via del prezzo. E allora giustamente siamo alla 7ª edizione del Blue Sea Land, evento alquanto internazionale che vede 42 nazioni. Pesce povero certamente, perché il tema è questo: terra sì, ma mare, noi siamo circondati dal mare, quindi c'è la presenza di qualsiasi tipologia di pesce. Addirittura per adesso c'è il capone, ho detto lampuga, che fa da padrona nelle nostre tavole. Conosci il tuo paese, questo è il titolo del libro che lo scrittore Diego Maggio ha presentato alla presenza del direttore del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, dottor Dario Cartabellotto, e dello chef Peppe Giuffrè. Il libro è un racconto che riguarda l'isola di Pantelleria. È un libro, sì, che racconta una storia vera che parte da Pantelleria e ritorna a Pantelleria, perché è un'isola in cui credo siano concentrati tutti i valori e i voleri di questa Sicilia, la Sicilia della terra e la Sicilia del mare. Chi vive in quelle isole vive in una dimensione certamente sconosciuta a noi che facciamo parte di una regione come dire, che vuole allinearsi all'Europa, perché geograficamente Pantelleria è posta a poche miglia dall'Africa e già soffre di questa sua lontananza. In realtà, se la si visita, se la si ama, se la si vive, Pantelleria è al pari di tutte le altre isole che circondano la Sicilia, Sicilia anch'essa, con gli stessi problemi ma anche con la stessa intensità di coltivazioni e di gente, di tradizione e di problemi. Tutti noi però non possiamo dimenticarci, come una buona madre, come l'isola madre è chiamata a fare, di questi suoi figli, di queste figlie, di queste isole cosiddette minori, le cui sorti sono legate strettamente all'isola madre e di cui dobbiamo occuparci. E io qui cito non soltanto l'esempio, cito la vita e la vite e la sopravvivenza di entrambe, sia della vite dei panteschi sia della vite di Pantelleria, la cui tradizione agricola della vite ad alberello è stata riconosciuta patrimonio dell'umanità. Al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, altro luogo scelto per lo svolgimento di approfondimenti del Blue Sea Land, si è svolto un convegno dal tema Sicilia e Tunisia, opportunità della cooperazione trasfrontaliera marittima e prospettive future, a cura del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana. Sicilia, Italia e Tunisia qui al Blue Sea Land, con un'interessante iniziativa di cui già si è discusso, un'iniziativa che ci spiegherà meglio appunto il ministro tunisino.
E siamo qui per testimoniare quello che abbiamo fatto in questi anni e per testimoniare quello che stiamo facendo e che faremo nei prossimi in una prospettiva di collaborazione e di cooperazione fra la Sicilia e la Tunisia. Si è trattato in questi anni di una straordinaria collaborazione fra persone. Riconoscersi, capire che in fondo facciamo parte di una stessa cultura, abbiamo tanti punti in comune e soprattutto tanti problemi o tante opportunità in comune. Questa collaborazione fra persone in realtà è consistita in una collaborazione fra università, fra comuni e fra quindi pezzi del territorio, e quindi questo è molto, molto importante. Sul futuro la situazione è ancora aperta, c'è una grande discussione a livello di Commissione europea, le sfide sono tante, il momento storico è anche molto particolare, teniamo duro perché abbiamo costruito bene e siamo convinti del valore aggiunto che il programma è in grado di dare. Il settore della pesca, siamo qui a Mazzara del Vallo, quindi ecco, c'è qualcosa in particolare che sviluppate nel programma? Abbiamo toccato il settore pesca in molti progetti, alcuni precisamente in maniera esaustiva, per esempio la pesca artigianale ricorda un progetto che si chiama Club Bleu Artisanal che ha promosso proprio il rapporto fra la pesca artigianale, la ristorazione e le tradizioni locali, ma poi abbiamo toccato anche l'acquacoltura con altri progetti come Biovecco, Securacqua, nonché una serie di altri progetti hanno toccato le questioni delle filiere alimentari da tanti punti di vista, la commercializzazione e quindi il pesce come prodotto, diciamo, nel settore food. Un interessante convegno oggi, è un tema importante, visto che partecipa anche la Tunisia, si parla di trasfrontaliere. Sì, oggi è un momento particolare, la Regione Siciliana nella qualità di autorità di gestione di due programmi, sebbene un po' più piccolini, dei programmi operativi regionali, quale nello specifico Italia-Malta, Italia-Tunisia, è presente in questo evento di Blue Sea Land che negli anni è sempre stato un momento di incontro di etnie e popoli relativi del mare. L'oggetto, gli argomenti spaziano in quale settore? Il programma Italia-Tunisia ha un'attività di ricerca con gli imprenditori locali italiani, siciliani, con le università e con gruppi imprenditoriali tunisini proprio per sviluppare e portare avanti progetti sinergici con le loro attività proprie. Riguarda anche la pesca? Certamente, essendo un paese di rischio abbiamo anche la pesca che si può fare operazione. Il senso della giornata di oggi è quello di superamento, di dichiarazione di superamento di una fase storica che ha visto questi due paesi contrapposti nella gestione e nel prelevo delle risorse della pesca e invece nella convinzione della necessità di cooperare, di lavorare assieme, di creare regole comuni condivise e rispettate da entrambi i paesi e poter mettere assieme sia gli operatori di entrambi i paesi per lavorare assieme e noi abbiamo tantissima tecnologia da poter portare ai nostri paesi vicini e non soltanto necessità dei loro prodotti e dall'altra parte mettere assieme tutto il mondo della ricerca perché le capacità, le conoscenze che ci stanno nei due paesi possono sicuramente aiutare entrambi i paesi a crescere e migliorare sia in termini reddituali sia in termini occupazionali che anche di innovazione tecnologica. Spesso ci sono dei conflitti, ci troviamo a Mazzara, spesso vediamo che i pescherecci vengono bloccati nella zona del Mamellone da parte delle autorità tunisine. Non c'è dubbio che va fatto un lavoro lungo e attento per fare in modo che entrambe le marinerie rispettino le regole internazionali e vanno trovate le sedi opportune affinché quelle regole internazionali possano essere sempre più attinenti alle nostre realtà. Dobbiamo fare comunque in modo tutti che i mari rimangano a disposizione di entrambe le parti e che non si pensi mai a chiudere mari attraverso linee reali di demarcazione e muri. Non dobbiamo costruire muri a mare, ma il mare deve essere aperto a tutte le imprese di pesca. Un interessante tema approfondito è stato quello del Master Class Marketing e Neuromarketing, un progetto curato dal Dipartimento regionale della pesca in collaborazione con il centro di ricerca dell'Università IULM di Milano.
lei ha fatto un interessante intervento appunto legato alla neuroscienza, legato al cervello, al consumo, citando tutta una serie di dati statistici, tanti prodotti che vengono immessi nel mercato ma solo pochi registrati. Però qual è il meccanismo per cui un consumatore, un gustatore tra virgolette, recepisce il prodotto? Ma allora, diciamo che sempre più spesso mi sento dire che i consumatori sono consapevoli. In realtà c'è da dire che i consumatori sono consapevoli di voler essere consapevoli, ma non hanno gli strumenti per poterlo essere. Questo perché? Perché non siamo nutrizionisti, nessuno ha le competenze così avanzate per poter scegliere un prodotto in maniera razionale. Ecco perché scegliamo i prodotti in maniera emozionale. Noi studiamo i consumatori e vediamo che la loro scelta è guidata prevalentemente da elementi superficiali, come per esempio il packaging o il colore di un'etichetta, la forma di un prodotto. Sono elementi che hanno una capacità attrattiva molto più elevata di quello che razionalmente si può percepire. Allora, per questo il nostro centro di ricerca in neuromarketing all'Università Yulm lavora col Dipartimento Pesca ormai da un anno per cercare di capire come comunicare al meglio il prodotto ittico, perché è un prodotto molto difficile da comunicare, perché mancano le competenze per poter scegliere in maniera adeguata e lì bisogna intervenire con una buona comunicazione. Le neuroscienze sono quelle che noi adottiamo per migliorare la comunicazione, le neuroscienze sono quelle che ci permettono di conoscere il funzionamento cerebrale, permettendoci di capire quali sono le immagini, i colori, le parole più funzionali per attivare il consumatore. In questo modo si può fare una comunicazione molto più efficace. Prima dicevamo che guardando i dati abbiamo delle informazioni eclatanti sulla quantità di prodotti che entrano nel mercato, dopo aver fatto ricerche di mercato con tecniche razionali. Do soltanto un dato: in Italia generalmente nella GDO entrano circa il 19% di nuovi prodotti, nello stesso anno ne escono il 18%, eppure quel 19% è studiato dalle ricerche di mercato. Probabilmente molte volte non si fa un adeguato studio con tecniche che hanno la capacità di misurare l'emozione. Se io intervisto una persona e ho un dato razionale, probabilmente non mi coincide col comportamento che viene messo in campo, perché è l'emozione che guida i comportamenti. Nino Carlino, presidente del distretto pesca qui a Mazara del Vallo, una 4 giorni intensa con Blue Sea Land, lei prende continua l'incarico di Tumbiolo che è venuto a mancare. Stiamo vedendo che c'è un forte fermento, un forte interesse, tante iniziative, state illustrando le misure del FEAMP 2014-2020, insomma possiamo fare già una sorta di bilancio di questi 4 giorni? Il bilancio è sicuramente positivo, però bilancio definitivo ancora non ne facciamo perché abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi che vorremmo riuscire a perseguire. Noi abbiamo l'opportunità che questo Blue Sea Land si svolge nel preciso momento in cui la Comunità Europea ha deciso di regionalizzare la politica della pesca, che è quello che noi chiedevamo da tanto tempo, perché le esigenze che abbiamo in Sicilia sono completamente diverse da quelle che ci sono nei mari del nord e noi abbiamo l'obbligo di salvaguardare questo patrimonio straordinario che abbiamo di diversità delle tipologie della pesca e il patrimonio straordinario degli stock ittici che abbiamo. Da questo punto di vista il distretto ha uno strumento che è l'Osservatorio della Pesca, che è l'organismo scientifico del distretto, che è al servizio sia delle istituzioni che dei soci, ma il filo conduttore deve essere unico, quello del servizio nei confronti dei soci del distretto e della filiera della pesca. Noi abbiamo diverse centinaia di soci in tutta la Sicilia e appartengono a tutta la filiera della pesca e abbiamo l'obbligo di creare un servizio per loro, di salvaguardare le risorse che abbiamo e di creare un futuro per i nostri figli, perché il mare non è nostro, il mare è di tutti, dobbiamo rendere compartecipi di queste esigenze anche i paesi rivieraschi. Adesso per esempio stiamo parlando con i paesi dell'area subsahariana, stiamo parlando con i paesi dello IORA, che è un'organizzazione che racchiude Sudafrica, Indonesia, India, altri paesi, perché la risorsa è di tutti e dobbiamo in qualche maniera
intrecciare i dati che abbiamo noi con quelli che hanno loro e fare in modo che la economia blu, la biodiversità, la bioeconomia possa andare avanti nell'interesse di tutti e di questo mare che abbiamo avuto in prestito. Anche queste risorse del FEAMP riusciranno in qualche modo a svegliare un mercato? Abbiamo fatto un po' un'indagine, specialmente a Mazara come in tanti altri posti, ma in particolare a Mazara, diciamo, manca il ricambio generazionale. Il ricambio generazionale manca perché purtroppo evidentemente la politica della pesca, quella della rottamazione, non ha dato i frutti che si sperava. Mazara del Vallo non potrà utilizzare, o perlomeno potrà molto marginalmente utilizzare i fondi del FEAMP perché fino a ieri, fino a quando non c'era la regionalizzazione della politica della pesca, la maggior parte delle imbarcazioni di Mazara del Vallo venivano considerate come pesca industriale, quella che noi invece siamo riusciti a far diventare pesca d'altura, che è una cosa completamente diversa. Aspettiamo però nuove opportunità. D'altra parte oggi stesso io firmerò un accordo con un altro distretto che è il distretto Meccatronica e questo ci permetterà di accedere, di fare un gradino in più e di accedere ad altri fondi diversi da quelli del FEAMP, sempre al servizio delle imprese. Ecco, un interessante incontro, le tematiche sono tante, quali sono stati, diciamo, particolarmente quelli di cui avete parlato? Dall'incontro di oggi è emerso che il settore ittico e quello dell'acquacoltura hanno bisogno di essere raccontati e quindi hanno la necessità di poter godere di un giornalismo specializzato che entra proprio all'interno, nel cuore dei due comparti e racconta le varietà insomma, di quello che succede all'interno proprio di questi comparti, all'esterno e fra gli stakeholder delle due filiere. Le problematiche sono tante chiaramente, ma alla luce di questo ci sono anche i nuovi obiettivi finanziari messi a disposizione col FEAMP 2014-2020. Sì, di questo noi come testata giornalistica diciamo che siamo soltanto, trasferiamo queste notizie, noi non ci occupiamo ovviamente di FEAMP, ma trasferiamo le notizie che le istituzioni in questo senso vogliono fare arrivare agli stakeholder, a quanti si occupano di pesca e di acquacoltura. Tra gli appuntamenti più importanti del Blue Sea Land è stato quello che ha visto la partecipazione del dirigente generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e del direttore del Dipartimento regionale della pesca, dove si è discusso e illustrato lo stato dell'arte del programma europeo per lo sviluppo della pesca, tra gli argomenti quello dello stato di attuazione del FEAMP, svoltosi all'Auditorium Mario Caruso di Mazara del Vallo. Siamo con il dottore Riccardo Rigillo, dirigente generale del Ministero delle Politiche Agricole, oggi qui al Blue Sea Land per fare un po' lo stato dell'arte del programma europeo per lo sviluppo della pesca. Ecco, ci aggiorni su questo argomento. Vi aggiorno le iniziative sono varie, lo strumento importante per la politica comune della pesca, soprattutto il FEAMP, il Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca, dove abbiamo degli obiettivi intermedi da raggiungere entro fine anno. Ovviamente le misure non sono state tutte accolte con lo stesso favore, quindi soprattutto a livello locale e regionale ci sono stati alcuni problemi e difficoltà. La Sicilia, devo dire, è fra le regioni che ha lavorato anche meglio in questo rispetto. Ovviamente noi contiamo che laddove alcune regioni non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi si possa compensare o col lavoro di altre regioni su alcune misure oppure a livello nazionale riuscire a compensare. Quali sono le misure che maggiormente sono state finanziate, richiesti finanziamenti? Per esempio una grandissima importanza ha avuto tutta la priorità 4, quindi lo sviluppo locale, i cosiddetti flag che danno la possibilità di promuovere sul territorio l'economia marittima a tutto tondo e questo credo che sia di importanza strategica per la Commissione europea, per l'Unione europea, ma soprattutto anche per noi e per i nostri territori. In Sicilia? In Sicilia anche la parte FAG ha avuto qualche problema all'inizio sulla partenza, soprattutto di questioni amministrative, ma insomma credo che adesso siano abbastanza in linea e quindi in dirittura d'arrivo, comunque diciamo così, con molta voglia di fare e delle idee chiare soprattutto. Quindi c'è da sperare bene anche per la Sicilia? Io sono sempre ottimista, sempre ottimista.
Dottore Caltabellotto, un interessante convegno oggi alla presenza anche di un dirigente del Ministero delle Politiche Agricole per fare il punto su come è andato finora il POFEAMP 2014, le misure e le relative attuazioni in Sicilia. Devo dire un buon livello di soddisfazione perché siamo a metà percorso. Già quasi metà delle risorse sono state impegnate, quasi tutte messe a bando, ma soprattutto siamo passati dalla logica della rottamazione delle barche a quella della valorizzazione. Allora in questa valorizzazione ci sono stati degli interventi per ammodernare le barche, per gli investimenti in sicurezza e salute dei pescatori, quelli per l'attrezzo dell'acquisto delle reti selettive e anche quelli per trasformare a bordo e dare anche la possibilità di acquistare camioncini frigoriferi, tutte le attrezzature che servono per chiudere la filiera al pescatore. Poi un grande spazio all'acquacoltura, quindi a questa grande prospettiva di investimento per la Sicilia e alla trasformazione ittica. Devo dire che queste sono arrivate le migliori soddisfazioni con imprese pronte a investire per la trasformazione del pesce, per la realizzazione di preparati di pesce pronti, per la realizzazione di tartare di gamberi, quindi un'impresa che non guarda più solo al prodotto congelato punto e basta, ma guarda al prodotto finito in maniera tale da dare al consumatore tanto gusto, in sicurezza, qualità e tracciabilità. Ultimi progetti da sviluppare? Uno in particolare riguarda questa ricerca e innovazione nel campo dell'acquacoltura. Per tanti anni è stata trascurata, oggi grazie a tutta una serie di innovazioni e di ricerche si ha la possibilità di intervenire anche su altri settori, finora solo spigolorate. Si sta cominciando a lavorare anche su tante altre specie, a cominciare dal territorio della zona di Lampedusa, la ricciola per esempio, con l'utilizzazione dei pescatori di Lampedusa. Credo che si sta mettendo finalmente in campo quella giusta innovazione per modernizzare il settore. Sentivo parlare anche che c'è qualcosa in pentola sul gambero rosso. Anche sul gambero rosso perché si stanno facendo le sperimentazioni perché il gambero finisca nella mousse di ghiaccio in maniera tale che mantenga inalterate tutte le qualità appena pescato. Un po' lo stesso principio per cui il freddo ha sostituito l'anidride solforosa in cantina e quindi ha migliorato la qualità. Quindi c'è tanto da sperare per il miglioramento del settore in termini di reddito ed occupazione. Oggi presenti qui a questo interessante convegno inserito nel Blue Sea Land si discute di misure POFEAMP 2014-2020, ecco a Siracusa è in itinere un progetto, se ci spiega meglio qual è. Sì, abbiamo avuto finanziato un progetto da parte del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana attraverso i fondi europei. È un fondo compartecipato anche dallo Stato e appunto dalla Regione di circa 3 milioni, riguarda la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del nostro mercato ittico di Siracusa che è chiuso da più di 10 anni, quindi per noi questo è un progetto di grande importanza sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo simbolico. Perché Siracusa è una città di mare, è una città che ha un porto di storia straordinaria e quindi la ripresa di tutte le attività del mare, di tutte le attività legate al turismo nautico, alla pesca e all'accoglienza in generale sono per noi strategiche. E quindi lavoreremo a questo progetto, abbiamo già avviato la progettazione, appunto abbiamo dato l'incarico al progettista, abbiamo già avuto l'anticipazione da parte della Regione Siciliana. Per cui speriamo di fare in tempi veloci, come non è consuetudine in Sicilia, quindi vogliamo in tutti i modi affrettare i tempi, proprio perché vogliamo restituire alla città di Siracusa un luogo che sia allo stesso tempo di attività commerciali ma anche di attività più legate complessivamente ai temi della gastronomia e quindi del pesce, alla fruizione e quindi ad attività che siano collaterali a quelle tipiche del mercato dove ci sarà una vendita all'asta e una vendita all'ingrosso per i grossisti ma anche al dettaglio e quindi stiamo cercando di immaginare un mercato che possa vivere tutto il giorno, 24 ore su 24, segmentando come dire, i fruitori del mercato, le attività del mercato.